Ciao, benvenuto. Oggi sono a fare un giro sulle Prealpi Giulie. Veniamo da 2 giorni in cui ci sono stati forti nevicate, per cui oggi il pericolo valanghe è davvero alto, grado 3 sulle Alpi Carniche, 4 sulle Alpi Giulie. Oggi sono qui a fare un giro sui primi rilievi orientali e mi è venuto in mente di fare un video dedicato sempre alle escursioni invernali per parlarti un po' del bollettino valanghe e di come la gente percepisce questo bollettino spesso in maniera sbagliata. Allora, come ti dicevo, oggi grado di pericolo valanghe per le Prealpi Alpi Giulie grado 4, però io sono qui a fare un giro sulle Prealpi Giulie. Come mai? Perché il bollettino serve a dare un'indicazione generale di una determinata zona, il pericolo di valanga in una determinata zona, una zona molto ampia, ad esempio le Prealpi Giulie. Come puoi vedere, questa zona sono i primi rilievi orientali. Diciamo qua sono circa 1.000 metri, arriverò fino a 1.100. Laggiù, come puoi vedere, c'è la pianura e questi sono i primi rilievi dove ha nevicato anche qui abbastanza bene. Ci sono dai 20 ai 30 centimetri. Perché posso avventurarmi in queste zone e considerarle comunque sicure nonostante un grado di pericolo 4? Perché la neve al suolo è poca e non ce n'era prima, quindi non ci sono problemi di compattamento e di assestamento del manto nevoso. Inoltre i pendii qua intorno sono quasi tutti inferiori ai 30 gradi. C'è qualche pendio un po' più ripido, ma comunque è tutto boscato e con un ricco sottobosco, quindi qui è veramente difficile, quasi impossibile che in queste condizioni si formino delle valanghe. Adesso vediamo un attimo rapidamente che cos'è il bollettino valanghe e poi facciamo un altro paio di considerazioni. Allora, come ti dicevo, il bollettino valanghe ti fornisce un quadro sintetico dello stato dell'innevamento e delle condizioni del manto nevoso. Il bollettino è nato da un'idea dell'AINEVA, che è l'associazione interregionale neve e valanghe. L'AINEVA ha dato il compito alle regioni di redigere i bollettini valanghe, che lo fanno attraverso determinati enti. Per cui ciascun bollettino è diverso a seconda della regione, però i bollettini hanno tutti degli elementi in comune. Solitamente sono 4 e sono lo stato dell'innevamento, lo stato del manto nevoso, il grado di pericolo e le previsioni meteo per la giornata e per solitamente 2 giorni futuri. Tale strumento va utilizzato, bisogna leggerlo, però va, diciamo, interpretato. Come ti dicevo, il grado che indica il bollettino riguarda una regione che può essere anche molto ampia. All'interno di questa regione ci saranno però delle zone dove le valanghe non si possono sviluppare, oppure ci saranno delle zone dove le valanghe si possono sviluppare, ma le condizioni della neve possono variare anche nel giro di poche decine di metri, quindi il bollettino si prende come indicazione. Poi, quando si è sul campo, sul posto, bisogna sempre valutare le condizioni della neve. Il bollettino ci dà un'indicazione. I gradi di pericolosità valanghe vanno da una scala da 1 a 5 e sono debole, moderato, marcato, forte e molto forte.
Finché andiamo dal grado 1 al grado 3 i distacchi spontanei non sono possibili, mentre con il grado 4 e con il grado 5 sono possibili anche i distacchi spontanei, per cui è per questo motivo che il grado 4 e 5 vengono visti come estremamente pericolosi. Però solitamente quando c'è grado 4 o 5 sono tutti molto preoccupati e pochi alla fine escono. Difatti, secondo la statistica, gli incidenti avvengono maggiormente con il grado 2 e 3, soprattutto con il 3. Quindi è importante capire che il bollettino ci dà solo un'indicazione e poi non è detto per forza che con il grado 4-5 sia più pericoloso, è solo più probabile che si stacchi una valanga ed è soprattutto molto più probabile che una valanga si stacchi senza un sovraccarico, cioè spontaneamente, cosa che con i gradi 1, 2, 3 non accade o comunque accade in casi estremamente rari. Perché accadono gli incidenti col grado 2 o 3? Perché la gente esce, sta meno attenta perché dice tanto c'è un grado 2, 3, beh, non è molto pericoloso, va a sovraccaricare zone dove in realtà si possono formare delle valanghe e si formano queste valanghe. Quindi, come ti dicevo, il bollettino va preso come riferimento. Poi in campo bisogna saper valutare attentamente tutte le condizioni che in determinate zone possono cambiare di veramente tra una decina di metri, da una decina di metri all'altra cambiano, quindi è molto difficile. Quindi tornando al caso pratico di oggi, nella zona dove mi sto muovendo, secondo il bollettino delle valanghe, c'è un rischio, un pericolo 4, molto alto, ma in realtà io mi sto muovendo in 20-30 cm di neve su pendii che non possono generare una valanga. Per cui, vedi, il bollettino mi ha dato un'indicazione generale, certe zone sono da evitare, ma in certe altre ci posso andare senza problemi. Come al solito bisogna conoscere un po' il territorio e se non si hanno determinate conoscenze ci si affida a delle guide alpine, guide escursionistiche, naturalistiche. Ne esistono moltissimi, di professionisti certificati ci sono, ce n'è molti, basta saperli scegliere, si contattano e loro ti porteranno in tutta sicurezza a effettuare un itinerario. Prima di salutarti ti invito ad andare a leggere l'articolo che ho scritto sull'argomento sul bollettino valanghe. Troverai anche un articolo sulla pericolosità delle escursioni invernali e uno sulle ciaspole. Fanno tutti parte di un pacchetto, diciamo, dedicato alle escursioni invernali, ma mi raccomando vai a leggere l'articolo legato a questo video, in quanto ho aggiunto delle cose che oggi non ho detto. Bene, allora io ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!